Recita quasi contagio zero, ma non è più vero perché adesso a Wuhan di nuovo c'è l'avviso ai cittadini di rimanere in casa. Che succede, Giovanna? Succede che l'allarme è tornato alto, succede che ci sono casi di ritorno, succede, come abbiamo raccontato ieri, che c'è una provincia proprio a nord dell'Hubei che è stata messa in quarantena perché i casi di ritorno hanno portato un focolaio proprio in quella provincia, nell'ospedale di quella provincia. Pensa, era un medico tornato da Wuhan, uno di quei tantissimi medici che sono arrivati da tutte le parti della Cina per aiutare negli ospedali di Wuhan durante i momenti terribili, difficili dell'emergenza. È lui che ha portato il contagio ed è un nuovo focolaio interno e questo ha immediatamente fatto lanciare l'allarme a Wuhan, per cui la gente che era tornata nelle strade, puoi immaginarti dopo 2 mesi e mezzo e la primavera, certo, la gente è tornata nelle strade, di nuovo ha ricevuto l'invito a restare a casa se possibile, ad uscire soltanto in caso di emergenza. Volevo dirti una cosa con le mascherine. Certo. Qua usiamo tutti le mascherine, le usiamo dappertutto ed è anche l'Organizzazione Mondiale della Sanità sta valutando, cioè è una forma di protezione. In questo momento che cosa ti costa una mascherina quando è una forma di protezione? Quando l'Organizzazione Mondiale della Sanità dice che viaggia nell'aria, che uno starnuto può durare nell'aria a 8 metri, un colpo di tosse a 6 metri. Certo ci vuole la distanza sociale, ma la mascherina è importante in questo momento e in questi momenti. Quindi certamente a Wuhan nessuno ha mai pensato di non mettere la mascherina, ma insomma quando tu chiedevi potrebbe diventare una consuetudine, forse in un momento così complicato e difficile può diventare una consuetudine, ma non può essere così pesante come quello che stiamo vivendo adesso. Quindi Giovanna, lì da voi, anche a Pechino, cioè non si esce di casa senza mascherina, giusto? Non soltanto a Wuhan. Assolutamente, assolutamente. E qualcuno la usa anche, non so, quando adesso si riprende ad andare qualche volta nella casa così degli amici, sempre a distanza, oramai insomma, non c'è più l'abbraccio, non c'è più questo contatto fisico, e qualcuno la usa anche dentro casa. Questi sono i bimbi, ci sono delle mascherine per i bambini per cercare, capito, anche perché i bambini fanno difficoltà, soprattutto quelli più piccoli, a tenere la mascherina, quindi sono le mascherine colorate, le mascherine con i pupazzetti. Non so, è qualcosa che di fronte ad una minaccia così grave, e oggi la senti, Wuhan che rinasce, perché queste sono le immagini di ieri, la gente che torna nei parchi, i bambini che riprendono la bicicletta dopo 2 mesi e mezzo, questo è il fiume giallo, lo Yangtze, la gente che torna sullo Yangtze a pescare, addirittura qualcuno anche a farsi il bagno. Improvvisamente restate a casa, attenzione, l'allarme e l'allerta torna alta, è una cosa terribile. Forse la mascherina è sicuramente il più piccolo disagio che puoi provare in momenti così difficili. E certo, perché l'incubo è quello che ci possa essere un ritorno del contagio. E allora siamo in attesa dei dati del giorno. Ilenia Pietracalvina, Protezione Civile, vengo ancora da te per capire se c'è un ritardo. Oggi evidentemente qualcosa, forse qualche dato sta tardando.